Una notizia così scoperta, com'è? Siete... Insomma, non è piacevole, anche perché insomma, non è un periodo buono questo. Ci sono persone che hanno più di 40 anni, 50, dove non si sa, però adesso non si sa. Poi sai cosa, quei tempi che girano adesso non è... Anche perché tanti hanno famiglia, mutui. Brava, soprattutto mutui, figli, e non è una bella roba, insomma. Vediamo cosa ci dicono. Preferiscono non farsi riprendere, molti sono corsi via. I dipendenti di Safilo Group stanno vivendo ore di angoscia. Al momento nessuno sa chi e quanti saranno lasciati a casa, quali saranno i reparti toccati dai tagli. 1000 gli esuberi annunciati per 3 stabilimenti: Padova, Longarone e Santa Maria di Sala. Siamo tutti a rischio, quindi non si sa. Perché non vi hanno comunicato esattamente? Per noi è stata una cosa, sapevamo sì qualcosa, però non una questione. Anche perché essendo un'azienda grande era inevitabile che andava a finire così, perché era impossibile andare avanti. Sono quasi 1000 i dipendenti nella sede di Padova, molti quelli impiegati nella logistica. La sede padovana è il cuore della Safilo, dicono gli stessi dipendenti, che a Capannelli si fermano lontani a fumare o a chiacchierare. 2 i turni di lavoro per la logistica, dalle 6:30 del mattino alle 12:30 e dall'1 alle 19. Una notizia, quella dei licenziamenti, che arriva sulle loro teste come un fulmine a ciel sereno. Siamo trovati sabato mattina sul mattino, sui vari giornali, shock. Vabbè, immagino. Oggi i dipendenti si sono riuniti in assemblea a Longarone, domani tocca lo stabilimento di Santa Maria di Sala e mercoledì a quello di Padova. Ancora 2 giorni di attesa, intanto il governatore Zaia prende posizione. Safilo è una partita che per noi diventerà la madre di tutte le battaglie. 1000 lavoratori a piedi, soprattutto in questo momento e in particolar modo in quei territori, per noi significa una disfatta. Saremo lì in maniera molto seria e serena a essere a fianco ai lavoratori, capire le ragioni dell'azienda, cercheremo di capirle, attivare da subito tutti i potenziali ammortizzatori sociali, azioni di accompagnamento. Entrerà in funzione il patto per lo sviluppo proprio con Safilo, si inaugurerà.